Le compartecipazioni che la nostra regione riceve rispetto ai redditi prodotti sul territorio nazionale fino all'intervento del governo Prodi e del governo Illy escludevano le pensioni. È stato introdotto un comma nella finanziaria che ha consentito la compartecipazione della regione anche a questo, adesso bisogna darne piena attuazione. Si tratta circa di 200 milioni di euro che vanno contabilizzati naturalmente anno per anno, poi sono cifre che si modificano. Noi abbiamo però sempre sostenuto la necessità di avere un ingresso morbido in queste competenze, pur definendo in cambio alcune titolarità di funzioni che la nostra regione potrebbe svolgere meglio anche dello Stato. Avevamo concordato 100 milioni di euro nel triennio per iniziare, in più un'entrata a regime nel 2010 del sistema per consentire che tutte le entrate entrassero direttamente nei conti correnti della Regione. Mi sembra di rilevare una volontà di non dare attuazione immediata rispetto invece a un impegno preciso che era stato assunto in campagna elettorale dal centrodestra. Cioè il centrodestra diceva la cifra contrattata dal presidente Illy e dal presidente Prodi è troppo bassa, bisogna dare da subito tutto. Oggi è arrivata una sentenza della Corte Costituzionale che afferma il pieno diritto della Regione ad avere tutto, bisogna che le promesse elettorali del centrodestra diventino realtà e quindi la nostra Regione attende queste risorse. Però questo federalismo è assolutamente insoddisfacente per quanto ci riguarda sotto il profilo della sua efficacia, perché non consente veramente alle regioni di avere autonomia di spesa e poi penalizza le regioni a statuto speciale, in particolare non definendo prima e in maniera precisa quali sono le modalità di contribuzione rispetto al fondo di solidarietà. Mi auguro che la ragionevolezza di chi governa sia in regione che chi governa il Paese produca una norma che consenta di mantenere l'equilibrio tra i benefici che questa regione ha grazie alla sua particolarità e grazie alla sua azione amministrativa e quello che è un fondo di solidarietà che pur deve essere costruito. È assolutamente sbagliato sia perché va contro una sentenza della Corte Costituzionale che afferma il nostro diritto ad avere quelle risorse, sia perché il fondo di solidarietà deve essere pattuito in base a un accordo con tutte le regioni a statuto speciale. Comunque questo tipo di compensazioni devono avere una natura politica, non possono essere meramente contabili e in più io credo che la nostra regione, che si è sempre qualificata a prescindere da chi l'ha governata per una buona qualità della spesa, cioè i soldi spesi vengono spesi bene, abbia diritto a conservare le sue risorse su questo territorio.